E allora, autonomia a 2 anni dal referendum, ormai ci siamo, la ricorrenza è prossima, siamo ancora in attesa. Siamo ancora in attesa e siamo ancora, come dire, alle promesse, siamo ancora agli albori. No, non ci sono decisioni, quindi stiamo aspettando. Autonomia naturalmente è una parola molto difficile perché bisogna applicarla, poi un conto è chiederla e fare un referendum, poi bisogna che trattare con lo Stato che significato ha questa autonomia. E naturalmente diciamo che qui nel Veneto le richieste sono tante, sono abbastanza diciamo, consistenti e non credo che lo Stato poi sia disponibile, ammesso che abbia un principio di disponibilità che possa in qualche maniera accettare tutte le richieste che sono state fatte, ma intanto il tempo passa e abbiamo trattenuto il nostro ospite perché è l'esperto non di autonomia ma di indipendenza. Indipendenza, certo. Ecco, abbiamo un esempio in Spagna. Cosa succede in Spagna, avvocato? Ma in Spagna sta succedendo qualcosa di grave perché il Tribunale Supremo di Madrid ha condannato pesantemente da 9 a 13 anni gli esponenti istituzionali e del mondo associativo catalano per aver organizzato un referendum e quindi sono stati nella pubblica accusa incolpati di ribellione. Poi nella sentenza questa ipotesi è venuta a cadere, ma è rimasta quella di sedizione, cioè di aver indotto le persone a comportamenti contrari alla legge, e quella di malversazione perché si asserisce che abbiano speso i soldi pubblici per il referendum. Detta in parole povere, sono stati imputati di un reato politico, chiaramente politico, per aver chiamato e organizzato il popolo catalano a votare. Quindi libera manifestazione del pensiero. A esprimere un giudizio, un parere. Esprimere un giudizio, ma qui c'è la paura che la gente esprima un giudizio. Una condizione analoga l'abbiamo avuta noi, tra l'altro l'ho promossa io personalmente col nostro gruppo, e nel 2014 la Regione Veneto ha approvato 2 leggi, la legge 15 e 16, una per un referendum sull'autonomia e l'altra di un referendum per l'indipendenza. Entrambe le leggi sono andate al vaglio della Corte Costituzionale nell'aprile 2015, la quale ha detto con una sentenza 118 non se ne parla di un referendum per l'indipendenza. Vi lasciamo fare, forse erano anche stanchi di rigettare, veniva già da parecchie pronunce della Corte, un referendum sull'autonomia, purché questo sia nel perimetro della Costituzione. Tant'è vero che il quesito referendario sul quale noi siamo andati a votare il 22 ottobre 2017 è esattamente la lettura del terzo comma dell'articolo 116 che dice che le regioni che ne fanno richiesta possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Voi ricorderete il quesito diceva: vuoi tu che il Veneto possa richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? A questa domanda il 98,1% dei veneti, cosa enorme, che nessuno pensava, ha detto di sì. E quindi è nato un problema politico, ecco, che adesso malamente è stato gestito per 2 anni e peggio ancora da questo governo, possiamo dirlo. Il ministro Boccia sta menando il can per l'aia, e il cane è il Veneto purtroppo in prima fila e poi anche altre regioni, perché ha tirato fuori una questione che ha consentito a costituzionalisti di vaglio, da un lato Unida, dall'altro il nostro Bertolissi dell'Università di Padova, di avere posizioni contrapposte, ovvero i famosi LEP, che dal 2001 che si potevano fare, i livelli essenziali di prestazione, e la legge quadro servono? Assolutamente no, dice Bertolissi, e io condivido in pieno. Unida ed altri, sponsorizzati tra virgolette dal ministro, ovviamente, che appoggia la sua scelta politica sulle spalle di costituzionalisti spendibili, evidentemente dice che invece servono. Siamo di fronte a un inganno politico, siamo di fronte a una scelta dilatoria che potrebbe anche portare a una forma di autonomia fasulla, ma sarebbe fasulla. Quindi il tema è delicatissimo, io credo che però la questione politica rimanga pesantemente sul tavolo della politica, perché
dire a 2.373.000 veneti che hanno votato sì, quindi il 98,1%, quello che avete detto non ci interessa molto, secondo me può avere conseguenze politiche devastanti. Qualcuno ci ha già giocato. Ci hanno giocato i 5 Stelle perché abbiamo visto, l'hanno rinnegata adesso in modo plateale, prima fingevano di essere d'accordo, che bisognava studiarla, aspettiamo un po', però io ricordo che a dicembre dell'anno scorso il Presidente Conte, Presidente del Consiglio, disse diamo tempo ai ministeri e ai burocrati fino al 15 gennaio perché ci sono ancora un po' di problemini da chiarire, poi entro il 15 febbraio faremo l'accordo. Non è avvenuto nulla perché in prospettiva c'erano le elezioni di maggio del Parlamento europeo e anche Salvini ci ha giocato la sua partita poco nobile, a mio parere, ma sono confortato dal professor Feltrin che ha tirato fuori un sondaggio che avrebbe suggerito a Salvini, siccome perderesti dai 3, 4, forse 5 milioni di voti al sud, meglio che rinvii, trovi una scusa. E da quello che ha dichiarato in un'intervista il capo delegazione del Veneto, sempre il professor Bertolissi, intervistato dal Corriere del Veneto, che ha detto ma ci sono altre ragioni per cui è fallita sta autonomia. E Bertolissi candidamente ha detto ma è evidente che Salvini aveva più interesse a cercare voti al sud. Insomma, abbiamo prove da tutte le parti. Poi a me interessa poco che attribuire le colpe all'uno o all'altro. Abbiamo il dato reale, come tutti purtroppo constatiamo. A 2 anni dal referendum non c'è nulla. Lei se lo aspettava? No, sapevo che non sarebbe arrivato nulla perché se l'Italia dovesse attribuire al Veneto la competenza su tutte le 23 materie richieste, con le circa 120-125 funzioni, che è la cosa più importante delle materie, qua ci sono degli studi anche specialistici che io mi sono letto attentamente perché sono anche molto noiosi, ma bisogna leggerli, con relative risorse, perché le risorse vanno collocate sulle funzioni e le funzioni vanno ricondotte alle materie. Ci sono 3 stili passati. Se questo avvenisse, lo Stato va in default, perché se attribuisce in queste 23 materie i soldi che lo Stato spende a Roma per quelle stesse materie, li dovessero spendere il Veneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, vuol dire intanto ridurre alcuni apparati ministeriali pesantemente, qualche decina di migliaia di funzionari, burocrati, figurarsi se questi mollano il malloppo, e poi vuol dire dare più risorse ai territori che spendendole meglio farebbero vedere che lo Stato è ancora più inefficiente di quello che già cogliamo. Quindi questo è l'aspetto rilevante, per cui da Boccia non mi aspetto nulla, nomen omen si diceva fin dall'inizio, uno che si chiama Boccia può solo bocciare, ma al di là delle battute così leggere resta il fatto che come è partito evidentemente non ha intenzione di dare l'autonomia richiesta, anche perché ha parlato di tutte le regioni, adesso le ha convocato tutte le regioni a uno stesso tavolo, ma benedetto Iddio, con tutto rispetto dei miei amici molisani, no. Il Molise ha 300.000 abitanti, 1/3 della provincia di Padova, è una regione. Che interesse ha il Molise ad avere l'autonomia? Nessuna. Convocarlo al tavolo ha senso? Mi pare di no. Allora, quando si parla di autonomia per tutti, potenzialmente per tutti, è scritto nella Costituzione, ma vuol dire per nessuno. Vuol dire per nessuno, il professore ha già detto. Certo. E però la Costituzione parla di autonomia differenziata e a proposito di legge quadro, la Corte Costituzionale con sentenza 118 con la quale ha ammesso il referendum non ha detto che non si può fare e quindi non può partire la trattativa perché serve una legge quadro, perché altrimenti evidentemente avremmo dovuto prendere atto dell'insegnamento della Corte, ma la Corte non ha detto questo. La politica si è inventata i LEP, la politica si è inventata la legge quadro, la politica troverà altre 1000 ragioni per dire ai veneti quello che avete chiesto non ve lo possiamo dare. Ecco. Quello che mi meravigliava è che un sovranista come Salvini potesse pensare a uno smembramento di una nazione come l'Italia, perché chiaramente questo comporta una certa diversità e una certa, diciamo, autonomia. L'autonomia vuol dire anche sapersi autogestire il territorio e naturalmente le risorse, e quindi credo che fosse contraria a quella che è l'ideologia di partenza di Salvini.
Salvini è un camaleonte politico, tant'è vero che adesso tutti i suoi seguaci, perché lui è un capo, non portano più la cravatta verde, non portano più il fazzoletto verde, li ha fatti diventare tutti azzurri, perché la sua missione è legittimo, governare a Roma, quindi governare l'Italia, quindi ha bisogno di un consenso esteso a tutto il territorio, ma è una realtà diversa da quella che noi conoscevamo e che era la rappresentanza dei territori. Ecco perché aggiungo una nota. Se non lo sanno i telespettatori, domani a Padova al Palazeux alle ore 15, sabato 19, noi siamo riusciti a mettere insieme autonomisti, indipendentisti di tutte le risme, 13 raggruppamenti, associazioni, comitati, partiti, tutti. Ormai abbiamo capito per tornare a una rappresentanza del territorio col Partito dei Veneti. E quindi partirà un qualcosa che è molto molto importante e la prima cosa sarà l'autogoverno subito, come dice l'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, l'autogoverno, l'ha scritto il grande professor Benvenuti, Feliciano Benvenuti, sì, maestro impareggiabile, esperto, lo scrisse lui e nessuno ebbe il coraggio di toccarlo neanche quando fu modificato lo Statuto. L'autogoverno del popolo veneto si esercita in conformità alla sua storia e quindi la nostra storia è storia di autogoverno, addirittura di sovranità. Ecco perché noi dobbiamo portare rispetto anche a quelle che sono le norme vigenti. Noi ci crediamo anche all'autodeterminazione, ma questo è un passo immediatamente dopo. Quindi è un appuntamento ai telespettatori, se vogliono venire a vedere, domani al Palazeux. Domani al Palazeux. Ci saranno parecchie persone, avremo molti amministratori locali anche e presenteremo questo manifesto di una unione trasversale molto importante, perché non è facile mettere d'accordo questo mondo variegato, il mosaico, però siamo riusciti perché proprio la Lega ci ha lasciato lo spazio, adesso è diventato un partito italiano, domani io non sono nemico dell'Italia, io la amo ma dico non mi appartiene, non mi rappresenta, ma chi domani va a Roma col tricolore va a protestare contro Conte ma chiede l'aiuto, chiede l'appoggio, chiede il governo degli stessi burocrati che hanno bocciato l'autonomia, che non hanno dato spazio per la flat tax, che non vogliono il cambiamento, quindi o partiamo dai territori e noi vogliamo che il territorio sia al centro, con un partito territoriale come il Partito dei Veneti, oppure non avremo futuro. Anche perché diciamo che l'economia veneta soffre di un risucchio da parte di Roma di tasse che poi non tornano indietro, non possono essere reinvestite, quindi il reinvestire nel territorio vuol dire arricchire anche l'Italia, perché non è mettere una regione contro l'altra, bisogna mettersi insieme, creare sinergia e dopodiché, e non è possibile nemmeno che in alcune regioni ci sia per esempio nell'agricoltura in Sicilia ci siano delle elargizioni infinite per l'agricoltura, invece io ho contezza nella zona di Padova ma anche nelle altre zone del Veneto dove gli agricoltori spesso e volentieri fanno fatica e non hanno le risorse che invece in altre regioni vengono dilapidate. Condivido pienamente e possiamo solo dire che sono dei fatti clamorosi. Se si voleva fare una riforma seria si sarebbe dovuto partire dall'abolizione delle regioni a statuto speciale e dopo dare l'autogoverno a chi ne ha le capacità, le responsabilità e anche la voglia di assumere questo impegno, che non è una cosa da poco. Certo. Non tutti possono farlo, però l'Italia è irriformabile, questo è il punto di partenza nostro e quindi riteniamo che bisogna partire dai territori. Però il Veneto per esempio ha bisogno di Europa. Chi parla di sovranismo statalista evidentemente si allontana dall'Europa, quindi l'Italia per noi veneti è diventata una realtà provinciale, noi invece vogliamo sentirci e vogliamo proiettarci da protagonisti, da attori importanti sullo scenario europeo. Per noi l'Europa è indispensabile, ovvio non questa Europa ma un'Europa che è più democratica, più partecipativa, legiferante, perché questa Europa è l'Europa abbiamo anche in questo studio parlato altre volte, l'Europa dei poteri forti, l'Europa della moneta senza il controllo sovrano, quindi un qualcosa di aberrante, però bisogna crederci e bisogna puntare a questo scenario nuovo, ripeto, e tirarci fuori dal provincialismo italiano. Bene. Grazie. Torneremo sull'argomento, grazie di essere intervenuto e adesso procediamo nella seconda parte, cioè avremo gli ospiti, come lo Stato tratta la polizia e se ci sono sistemi e metodi per poter cambiare questa organizzazione che è la garanzia della democrazia in Italia e di tutto il resto.
Grazie. Grazie a voi, buona Morgado. serata ancora.